Lì sotto c'è guardate, c'è un buco, adesso ci ha messo c'è un buco, si vede con C'è una specie di condotto. un condotto, che però è un piccolo. omino piccolo No, c'è. Viene qui, dottoressa. Ma comunque c'era Vieni qui, riesce a vedere. No, mi sono Si ricorda? Non so. È un poco piccolo. sì, ma potrebbe essere un condotto da reazione per eventuali stanze. Certo. È strano però, perché va Anche verso Perché sennò non ha non si è senso. capito da dove si entrasse qui, a parte la parte la botola. botola. Perché la botola è citata anche dallo Spano. Io sono entrata lì la prima volta attraverso la botola. Perché una cosa fognaria non penso. Fognaria E quindi è un condotto da reazione. No, potrebbe essere uno scolo, qualche cosa. Nelle mura di Cagliari ce ne sono parecchi. Questi colicoli per tenere un po' l'umidità. Prima di essere cripta officiale. No, questa non è mai stata chiesa. Questa Prima di essere cripta, poi è nata come cripta. è nata come sostruzione della chiesa. No, E la campanatura della chiesa. negli anni 50. È quello che mi è sfuggito invece. Quindi era trinavata la chiesa. No, l'hanno ampliata tra il 700 e l'800, ricavando questi cappelloni grandi che erano stati pagati da persone, eccetera. E poi negli anni 50, in questa ricerca di restituirle all'aspetto originale, hanno fatto già tutto. Ma dovevano essere già in cronaca. Il braccio dove adesso è il saccello. Già fatto. Il braccio dove adesso c'è la È il più recente in assoluto. Dopo il 600 di sicuro, sì. Probabilmente collegato anche alla ricollocazione della... non c'era un monaci qui, c'era questo tempo dei fondati. Sì, potevano essere tutti i generi, ci sono a 2 braccia, a 3 braccia, ci sono varianti. Pensare alla croce greca. Sì, perché nasce dall'unione delle due razze, e forse della figiola della Faceva prima. 4 bracci. E davanti l'aula c'era, perché c'era il movimento romano. Sì, ma quando in Da Bizanzio quella- l'hanno fatto come chiesa, utilizzata come chiesa. Probabilmente in fase bizantina, in fase bizantina no, dovevano essere 2 più il pezzetto, perché oltre quel pezzetto non c'è nulla. Quindi possa essere andato distrutto. No, e poi Ma la prima volta volta siete scese da qua? Sì. E quindi qui era chiuso qui proprio. era tutto chiuso, era pieno di pipistrelli. Quello dei pipistrelli è del Piemonte, si ricorda? Piemonte da vedere. C'è sempre stato. Non c'era scala. Non c'era la scala. Ascolta dottoressa, questo tipo di incannucciato, di armatura, a che epoca era? Guarda, certe parti della muratura sembrano antiche e in sintonia con la struttura. Questo, così per dirla in maniera molto spontanea, mi ricorda soltanto certe volte seicentesche. Quindi potrebbe essere un crollo del vecchio solaio e rifatto. Ma no, perché del segno di questo in superficie non ce n'è. Però questa potrebbe essere stata rinforzata. E siamo nel transetto. Guardi, io me lo scaverei un pezzetto. Vero? Però questo è Ricordo molto le botte Sì. Ma è solo una quelle che hanno preparazione, perché si vedono pietre. trovate nel 600 sono uguali. Ma poi le intonnacavano ancora. 600 facevano sempre così, no? Una Tutte le volte delle chiese. Perché ci sono pietre particolari, quindi sono Dottoressa, se lei qui è, possiamo andare al monastero? Scusi.